Taglio del nastro all'interno della galleria che collega Santo Mio di Malo con Castelgomberto per l'ultimo tratto della superstrada pedemontana veneta, alla presenza del ministro Salvini e del presidente della regione Zaia. È una bellissima giornata perché finisce una grande opera pubblico-privata che servirà centinaia di migliaia di lavoratori veneti e non solo, farà risparmiare tempo, denaro, inquinamento. Sono una ventina di chilometri che vanno da Malo a Montecchio e che verranno aperti al traffico venerdì pomeriggio. L'inaugurazione invece è stata anticipata di un giorno per evitare la concomitanza con i funerali a Castelfranco di Vanessa Ballan, la giovane vittima di femminicidio. Un simbolo dell'Italia che cresce, che crede nelle infrastrutture, nella modernità, in nuove strade, autostrade, ferrovie, ponti, gallerie, dighe. È quello che sto facendo da un anno a questa parte al Ministero e sono felice di essere partecipe di questo rinascimento delle infrastrutture nel nostro paese. La pedemontana coinvolge 37 comuni, molti erano i sindaci presenti ed è la più grande infrastruttura italiana con cantieri ancora aperti. Poco più di 2 miliardi e 200 milioni il costo dell'opera. Il pedaggio, non immune da critiche, è difeso da Zaia. E questa è l'infrastruttura tra le nuove autostrade in Italia che ha i pedaggi più bassi, allineata verso il basso. Dall'altro dovremo capire quali saranno i flussi di traffico. Oggi abbiamo 45.000 veicoli al giorno, avremo un incremento del 30-35% con l'apertura di questi 22 km e 300 metri, dopodiché col collegamento definitivo alla 4 capiremo quanto potremo limare sui pedaggi. L'idea era nata all'inizio degli anni 90 per rivoluzionare la viabilità tra le province di Treviso e Vicenza, con 14 caselli, e la dichiarazione di opera strategica per l'Italia è avvenuta nel 2001. I lavori sono iniziati nel 2011 e i 45.000 veicoli al giorno di oggi dovrebbero crescere del 30% una volta completato il collegamento con l'A4 a Montecchio, che avverrà a marzo.